Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. La tragedia del bambino che è stato ucciso a Trieste, a Muggia, dalla mamma. Vediamo la prima pagina del piccolo, colpito più volte con un coltello da cucina. Così Giovanni è stato ucciso nel bagno di casa. Questa è la foto di questo povero bambino, vittima di un rapporto tormentato tra i genitori separati. Vediamo anche questo particolare sconvolgente, l'omicidio di Muggia. L'ultima relazione segnalava progressi, difficoltà superate brillantemente, così aveva detto il giudice, ma l'avvocato della madre parla e dice è ricoverata, servirà una perizia psichiatrica. Il dato ancora più sconvolgente è che il padre aveva detto più volte non datele il mio bambino, il nostro bambino, perché è pericoloso. Aveva già tentato di fargli del male qualche anno fa. Torneremo su questa storia terribile con la nostra redazione di Trieste, i nostri inviati a Muggia. Adesso però andiamo a Cittadella, perché i ladri sono scatenati, hanno colpito anche in Borgo Bassano, colpiscono in tutte le province della nostra regione. In questo caso hanno fatto razzia in un appartamento con la proprietaria in casa. Andiamo in diretta da Vanessa Banzatto e da Alessandro Costa Curta per la parte tecnica. A te, Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ladri letteralmente scatenati. Noi ci troviamo nella zona est di Borgo Bassano a Cittadella, dove appunto l'altra sera i malviventi hanno colpito più di un'abitazione. Abbiamo sentito il sindaco al telefono che ci ha dichiarato che Cittadella è letteralmente sotto assedio. Non c'è un angolo della città murata che possa salvarsi dall'azione dei malviventi, che la cosa che ancora spaventa di più, stanno agendo incuranti della presenza in casa dei proprietari, come è successo proprio l'altra sera. Ci troviamo proprio in via Generale Giardino, in quella casa, in quella palazzina, la proprietaria che vive al piano terra era da sola, si trovava in salotto quando ha improvvisamente sentito dei rumori. Noi l'abbiamo incontrata, è decisamente sconvolta e sotto shock. Ci ha chiesto di non essere avvicinata dalle telecamere e quant'altro, perché è ancora sconvolta e arrabbiata, perché dice: non è possibile che in casa mia, io che ho sempre vissuto tranquillamente da sola, adesso venga violata la mia proprietà, il mio privato, tutte le mie cose. Tra l'altro pare che i ladri siano entrati da una porta finestra sul retro, siano entrati nella camera, abbiano messo letteralmente tutto a soqquadro. Tra l'altro hanno messo mano anche tra i vestiti, gli abiti del defunto marito della proprietaria di casa. Di conseguenza un danno che va non soltanto a toccare l'elemento concreto, materiale del furto, perché si sono impossessati di molini in oro, ma proprio va a toccare l'aspetto privato, personale, un aspetto delicatissimo, e sappiamo proprio quanto possa incidere sul senso di sicurezza di una persona, soprattutto quando viene violata nella propria abitazione. Ci ha detto tra l'altro che in tutta l'area circostante si sono registrati diversi colpi. C'è davvero parecchio scoramento, c'è delusione, c'è demoralizzazione, c'è paura, e la cosa terribile che avvertiamo anche noi che stiamo sentendo le persone è proprio questa paura che ci trasmettono. Dicono: non ha senso, non è possibile non sentirsi più sicuri tra le quattro mura della propria abitazione. Furti che si sono verificati a Cittadella, furti che si sono verificati un po' in tutta l'Alta Padovana, ma anche tutta l'area del Bassanese. Al proposito chiederei alla regia di mandare il servizio che ha realizzato la collega Monica Smiderle proprio riguardante questi colpi che si trovano a cavallo tra le province di Vicenza e Padova.
Ogni giorno è un bollettino di guerra, è un elenco lunghissimo di colpi tentati o andati a segno in tutto il territorio bassanese. Ladri sempre più sfrontati che non si fermano neppure quando vengono scoperti, come è successo in località Battistei, al confine tra Tese sul Brenta e Cittadella. Mio figlio è venuto fuori fumandosi una cicca e così mi dice: papà, c'è qualcuno che sta saltando il cancello qua. Forse un cancello troppo alto da saltare, oppure qualcosa o qualcuno deve averli disturbati tanto da spingerli a cambiare obiettivo. Pochi metri più in là hanno trovato questa scala d'ingresso ad una villetta, movimenti che il signor Antonio ha osservato passo dopo passo. Vengo giù, mi metto qui sull'angolo della casa e vedo questa persona che è messa così sulla finestra. Quando ha visto il ladro? Ho preso una cosa in mano. Ma cosa ha preso? Un coltello. Disgraziato, maledetto, ladro. Come ha fatto a saltare? Sì che qui è basso, ma è saltato sulla strada. Ha fatto il salto e è andato sulla strada. Ma roba da matti. Lei hanno spaccato la finestra, mia cognata hanno spaccato tutto. Non è riuscito a entrare, per fortuna. Lei non ci ha pensato due volte, ha preso il coltello e l'ha rincorso. Cosa dovevo fare? E non è neanche a casa mia, però di mia cognata, lei è vedova, una cosa o l'altra, cos'è? Ora la preoccupazione è palpabile. Si ha paura. Prima non avevo paura perché non era mai successo, ma adesso che è successo ho paura. Ero qua, sopra da me, qua, e vedo che è scappato, è stato un attimo proprio. Ho un po' paura anche a me che sono da sola e d'altra parte cosa abbiamo a fare? Bisogna che mi chiudi dentro e ringraziando il Signore che mi viene dentro. Pochi minuti, il ladro che scappa si allontana rapidamente attraverso i campi nel buio della sera, ma la paura, quella non se ne va così velocemente, rimane, si evita anche di uscire di casa la sera, l'allarme tra i cittadini è crescente. Adesso ho qualche attacco d'ansia, questo sì. Resta, no? La paura? Sì, molta resta paura. Non poca, molta paura. Abbiamo sentito la parola che si è avvertita e si è stata ripetuta più e più volte anche nel servizio di Monica Smiderle, è paura. La paura che sta davvero attanagliando tutte le persone che si sentono abbandonate, non si sentono più sicure, l'abbiamo detto poco fa, neanche all'interno della propria abitazione. Nello specifico la signora che è stata derubata l'altra sera ha detto: io ho sentito i rumori, ho sentito le persone in casa, ero paralizzata sul divano, le gambe mi tremavano, non sapevo cosa fare, ero ghiacciata, gelata, e ancora oggi lei ci dice che ha il terrore, ha chiamato delle amiche per venirla a trovare perché ha detto: ho il terrore di stare da sola. E questa, direttore, questa non è vita. Da Cittadella per il momento è tutto, ti ricedo la linea. Grazie molto a Vanessa Banzato, inviata a Cittadella. E non finisce l'emergenza furti anche nella Marca. Ancora una volta i ladri sono entrati in azione a San Cipriano di Roncade. In un caso, nella fuga, hanno abbandonato lo zaino con gli attrezzi. Da Scasso, Francesca Bozza. Ci sono stati sti furti e purtroppo viviamo nel terrore, perché San Cipriano ha diversi anni che, specialmente nel periodo autunno, siamo battuti e ti puoi chiudere, puoi avere l'allarme, però sono talmente ben organizzati che battono non una casa come facevano tanti anni fa, adesso ne battono 3-4 su una sera. È quello che è successo a San Cipriano di Roncade, ancora una volta nel mirino di bande di ladri. Via Stradazza, via Longhin, via Eleonora Duse, diverse le abitazioni colpite in un solo pomeriggio tra le 16:30 e le 19. In una circostanza la proprietaria è rientrata a casa dal lavoro, ha trovato un vetro della finestra rotto e l'abitazione a soqquadro. In via Stradazza un pensionato si è assentato poco meno di un'ora, tanto è bastato ai malviventi per forzare il montante di una finestra antisfondamento, entrare, staccare la centralina d'allarme che nel frattempo era scattato e mettere tutto sottosopra. Alla fine sono scappati con una medaglia d'oro dell'Avis. E ancora in via Longhin, per la quinta volta in pochi mesi, i ladri sono entrati in una villetta da tempo disabitata. La coppia che vive nella casa accanto ha capito che qualcosa non andava quando la cagnolina ha iniziato ad abbaiare. Mio marito si è andato dietro con la pila e loro sono scappati e hanno lasciato lì anche il zaino. Hanno lasciato qua un zaino con dentro dei dischi.
Per tagliare le casseforti, per tagliare i pannelli. E l'avete trovato nel vostro giardino? È fuori di là. Eccolo lo zainetto abbandonato nella fuga. Sul poggiolo della finestra i ladri hanno lasciato anche la punta di un trapano, un'esperienza che segna nella vita di tutti i giorni. Come si vive? Non bene. No. Perché hai paura anche di andare via di giorno. Sempre più cittadini che cambiano le proprie abitudini di vita, terrorizzati dai ladri. È una brutta realtà, viviamo sempre con l'angoscia, ogni volta dobbiamo sempre lasciare qualcuno a casa o cercare con i vicini di parlare. È un po' preoccupante, adesso arriva questo periodo qua che bisogna chiudere il più possibile la casa. Paura sì, ne abbiamo abbastanza, perché sa, quando ti trovi un estraneo in casa non è mai facile. Siamo consapevoli che il periodo autunno-inverno è quello preferito da queste bande di criminali che spesso arrivano da fuori regione. Da parte nostra cerchiamo di mettere in campo tutto quello che c'è possibile, dice il sindaco Marco Donadella. Abbiamo in piedi il controllo del vicinato, abbiamo in piedi progetti per implementare la videosorveglianza. Abbiamo un comando dei carabinieri che è efficiente e che in 2 minuti con una chiamata riesce a raggiungere qualsiasi punto del territorio. Più strumenti di così, come amministrazione noi non sappiamo cosa mettere in campo, cioè abbiamo le mani legate. E a Roma intanto un silenzio assordante, perché non c'è un parlamentare che intervenga denunciando quella che è una situazione non più di emergenza ma proprio drammatica per troppe persone che vivono completamente, a volte isolate ma completamente abbandonate, perché sono zone in cui queste bande stanno imperversando e come abbiamo detto purtroppo altre volte, in alcuni casi c'è scappato il morto, ci sono state conseguenze giudiziarie per coloro che si sono difesi, Walter Onichini, Franco Birolo, per citare alcune delle persone che poi hanno subito anche processi per avere difeso la propria famiglia. E abbiamo chiesto a riguardo come reagirebbero i cittadini se si trovassero i ladri in casa. Sentiamo da Bassano Mirko Cavallin. In effetti è preoccupante il discorso adesso. Ogni volta che si va via il pensiero è chissà se torno è tutto a posto. Anche perché entrano anche con i residenti che sono in casa. Esatto. Mi fa più paura questo, perché per carità non va bene nessuno dei due, però mi fa paura questo, il fatto che vengano, che sei dentro. Io starei sul cattivo, però bisogna vedere se riesco poi. Ma sarei su reagire male, sì. Non è un problema per entrare in casa, lei ci viene dentro tranquillo, non è problemi. Dappertutto viene dentro. Noi altri abitiamo in Manià, però non ho mai sentito in Manià che sia casi del genere. Insomma, no. Se li trovasse di fronte, come è capitato a qualcuno? Fai quello da fare, perché non farmi mai. Basta che ne batte, che mi porta via pur quello che sia, e dopo si arrangi. Ho appena messo l'allarme. Perché ha questo timore, quindi è il modo primo per difendersi? Certo, non ce ne sono altre alternative. Se per caso se li trovasse di fronte, come è già successo a qualcuno, in casa? Allora, io qui non rispondo perché non rispondo, ma ha capito. Il discorso di farsi giustizia da solo va bene, non va bene, e fino a che punto ci si può fare giustizia da soli? È un problema che abbiamo anche noi. A cosa si interviene con la sorveglianza, fotocamere, però non si può fare altro, abbiamo un po' le mani legate tutti. Noi nel mio paese, che è proprio piccolino, è successo un paio di volte, abbiamo un po' risolto facendo proprio rete, cioè passata la notizia, chiunque vedeva qualcosa che non andava si informava subito, infatti hanno fatto 2 capatine e poi sono spariti. Non mi è capitato, non sono istintiva, avrei un po' di paura, però rimarrei lì insomma in difesa. Ma se voi ve li trovaste in casa? Non so che fine chi fa. Quella è la porta, o quando va fuori quei buoni o quei cattivi. Guarda.
Allora, sistemi d'allarme, controlli di vicinato, passeggiate notturne, ronde, insomma si fa di tutto per prevenire questi furti da soli, non avendo altri mezzi con cui difendersi, e c'è l'associazione Furti in Corso che si dà molto da fare da tanti anni in qui, e il 26 gennaio a Treviso ci sarà un convegno proprio sui furti con il coinvolgimento del Ministero della Giustizia. Sentiamo. Abbiamo ormai stabilito, perché ho mandato anche la richiesta di patrocinio sia al Comune di Treviso ma anche al Ministero di Grazia e Giustizia, per il 26 di gennaio, è un lunedì mattina, dalle 9 a mezzogiorno e mezzo, l'una circa. La data c'è, 26 gennaio, la sede è anche in pieno centro a Treviso, il Museo di Santa Caterina. Prende vita giorno dopo giorno il convegno che il sottosegretario Andrea Ostellari, in occasione dell'incontro di agosto, aveva fortemente voluto e chiesto di organizzare a Cristian Demma. Il Ministero della Giustizia, forse per la prima volta con queste modalità, incontrerà direttamente i cittadini su un tema così sentito. Abbiamo esteso l'invito ai sindaci, sto cercando di estendere l'invito anche alle scuole e a un paio di scolaresche per il discorso poi delle baby gang, e incontrare i cittadini, perché secondo me è importante per il Ministero stesso, ce l'aveva detto lui, capire il sentimento dei cittadini in questo momento di difficoltà. Quel sentimento che Demma raccoglie ogni giorno sui canali dell'associazione Furti in Corso, come nelle ultime ore con i colpi in serie a San Cipriano di Roncade. C'è stato questo tantama di telefonate con guarda che li ho visti saltare nel giardino vicino al tuo, cosa facciamo, mi chiudo dentro, però con questa ansia e paura che non finiva più. Io ho detto ci hanno violentato mentalmente, perché in realtà è un qualcosa di indelebile che non si riesce più a togliersi dalla testa. Intanto a Mestre cresce la preoccupazione, sempre per lo stesso motivo, furti e degrado in via Giustizia. La carrozzeria moderna, che è già stata presa di mira, pensate, 43 volte, è al centro delle preoccupazioni del titolare, che dice comincerò a dormire in officina. Sono stanco, non ne posso più. 43 furti, ma cosa devo fare? Devo dormire dentro in azienda per risolvere questo problema. Qua dopo le 18:30 che devi uscire per andare a casa, devi stare attento perché la gente vengono vicino e ti chiedono la carità. Se non gliela dai cosa rischiamo? Un coltello nella schiena? La denuncia è di Paolo Favaretto, titolare della carrozzeria moderna in via Giustizia a Mestre. Esasperato dopo oltre 40 furti subiti negli anni, teme che con il degrado sempre più evidente dell'area possono ripetersi atti vandalici e peggio rapine già tentate o messe a segno. Siamo arrivati a 43 furti. Hanno ricominciato a dormire qui di fronte, anche 20-25 persone stese la mattina, durante il giorno, la sera. Alla sera vengono a chiedere la carità. Ogni giorno decine di senza tetto stazionano davanti al locale, tra marciapiedi usati come letto e bagno. La situazione con furti e intrusioni in aumento pesa, dice, su chi in quell'area vive o lavora. Nonostante il servizio di assistenza messo a disposizione dai servizi sociali, con tè caldo e ristoro, il degrado resta evidente e i furti continuano, denuncia. Chiedo solo una mano alle istituzioni. Penso di aver dato in questi tempi. Datemi una mano, grazie. Vediamo i furti in appartamento ancora dappertutto, è veramente incredibile. Qui siamo nel Vicentino a Costa Bissara, 10 colpi tra tentati e messi a segno nell'ultimo mese. Sentiamo l'appello di una residente raccolto da Luisa Bertini. Se qualcuno trova per i campi uno zaino nero con dei lavoretti e dei disegni fatti da bambini, mi avvisi. È così che una residente di Costa Bissara lancia l'appello sui social, dopo che i ladri hanno fatto razzia in casa sua e in altre abitazioni della zona, portandole via persino i piccoli ricordi. I lavoretti fatti dai miei figli, perché li tenevo un po' sparsi su tutte le borse, sullo zaino che mi è stato rubato, e sono ricordi che non tornano più. E la cosa bella è che lei ha già avuto un riscontro proprio da questo appello lanciato sui social, perché qualcuno addirittura da Altavilla l'ha contattata per restituirle che cosa? Esatto, Plastic Free stava facendo una giornata di volontariato, hanno trovato alcune mie cose, c'era la fotocopia della carta di identità, mi hanno rintracciata e mi è stato restituito un paio di lavoretti dei miei figli. L'episodio risale a qualche giorno fa.
Noi eravamo usciti e ci sono entrati i ladri in casa, è suonato l'allarme, per fortuna i nostri vicini che erano a casa e con cui abbiamo un buon rapporto sono stati allertati e li hanno messi in fuga, anche se ormai avevano già fatto razzia. E ci hanno portato via un po' di tutto, borse, gioielli, soldi, un po' tutto quello che potevano portare via, sia al piano di sotto che al piano di sopra. Non si tratta di un caso isolato. Qui a Costa-Bissara si contano 10 colpi nell'ultimo mese tra tentati e messi a segno, prese di mira diverse vie del territorio, per cui anche il sindaco è corso ai ripari, potenziando la sorveglianza. Abbiamo avuto forse una decina di furti o tentativi furti, anche non una decina di furti. E abbiamo incaricato anche una ditta privata che circoli di notte, però è difficile fermarli. Lei ha lanciato anche un appello sui social? Sì, ho visto che molti hanno risposto, si sono attrezzati a casa anche in qualche maniera per essere più tranquilli. E anche i sindaci sono disperati, cercano di fare la loro parte, ma è un assalto vero e proprio di bande organizzatissime, bande paramilitari che in gran parte vengono dai paesi dell'ex Jugoslavia. E una lite forse proprio determinata da un furto e terminata con un lancio di sassi. È avvenuto alla stazione di Conegliano. Il video delle telecamere di videosorveglianza. Sentiamo Daniela Sizia. Nelle immagini un ragazzo extracomunitario che dà in escandescenza alla stazione ferroviaria di Conegliano. L'uomo lancia dei sassi contro una coppia che ad un tratto getta a terra forse una borsa. Una litigata, secondo la polizia, è iniziata già sul treno e poi continuata lungo la banchina. La motivazione potrebbe essere un furto proprio ai danni dell'uomo che, arrabbiato, ha pensato bene di raccogliere dai binari dei sassi e gettarli contro un uomo e una donna. A cercare di calmarlo un cittadino che è riuscito a bloccarlo. A quel punto è intervenuta la Polfer, che ha bloccato l'aggressore mentre la coppia si allontanava. La scena è stata interamente immortalata dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Indagini ora in corso per chiarire l'intera vicenda. E ancora il servizio di Daniela Sizia e ancora furti, vediamo, ci sono i titoli sui giornali locali, furti in serie nelle case tra Ponzano e Roncade, i ladri hanno colpito diverse abitazioni nel tardo pomeriggio di mercoledì. Intanto continuano i controlli della polizia al Portello e qui siamo a Padova, gli agenti della questura hanno arrestato 2 spacciatori e sanzionato un locale pubblico. Offrivano hashish ai numerosi giovani che affollano il Portello durante il mercoledì universitario. I 2 tunisini, 36 anni il primo, 24 il secondo, arrestati dalla polizia durante i controlli disposti dal questore di Padova, Marco Dorisio. Il primo è stato sorpreso con 9 grammi di droga in tasca, ma nell'abitazione è stato trovato e sequestrato un etto di hashish. Il 24enne invece si trovava in zona stazione e qui è stato notato cedere mezzo panetto di hashish in cambio di 280 euro ad un italiano. Anche per lui è scattato l'arresto. Per entrambi il questore ha avviato l'iter per la revoca del permesso di soggiorno. I controlli si sono estesi ai locali della zona. In un bar di via Ognissanti sono state notate diverse irregolarità amministrative, tra le quali la mancanza di un listino prezzi visibile solo in formato QR code. Il titolare ha ricevuto una multa. Servizio di Francesco Rattai, c'è stata una lite violenta tra lavoratori in un'azienda agricola di Cimadolmo, calci e pugni sono volati, un 33enne è stato colpito più volte al basso ventre, a causa delle lesioni ha perso un testicolo. In tribunale a Treviso è iniziato il processo. Una lite scoppiata per futili motivi è terminata, con lesioni talmente gravi da mandare in ospedale un 33enne. Il giovane, colpito al basso ventre da calci e pugni, ha subito l'asportazione di un testicolo. Il grave fatto è avvenuto in un'azienda agricola di Cimadolmo nel 2021. Accusato di lesioni gravi un 44enne montebellunese difeso dall'avvocato Stefano Pietrobon. La vittima è un cittadino marocchino. Secondo quanto emerso dalle indagini, per motivi banali, il 44enne avrebbe aggredito il lavoratore
spettatore, prima offendendolo con insulti con evidente finalità di odio razziale, poi colpendolo con pugni sulla schiena e sulla faccia. Non solo, ma gli avrebbe coperto il capo con il cappuccio di una felpa e avrebbe continuato a sferrargli colpi al basso ventre con le scarpe da lavoro. L'imputato si è difeso spiegando che la litigata era nata perché il 33enne non faceva quello che gli veniva chiesto e che a iniziare la lite per primo sarebbe stato proprio lo straniero. Certo che il calcio sferrato dall'imputato gli ha provocata una menomazione permanente. Ora è iniziato il processo. Oggi in regia Tony Esposito e Tony Pol. Adesso andiamo a Castelfranco in diretta da Marta Marangon, perché anche nelle nostre città degrado le proteste dei residenti e dei commercianti. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo a Castelfranco in Galleria Morello, a 2 passi da Piazza Giorgione, quindi in pieno centro di Castelfranco, e qui si sta verificando una situazione che da molti anni sta creando parecchi problemi e soprattutto paure. L'ultimo episodio risale a 3 giorni fa e proprio qui in questo mucchio di pietre che ora Michele Zanetti vi fa vedere, è stata ritrovata una mannaia con una lama di quasi 30 centimetri, quindi insomma l'ennesimo episodio di una situazione che sta preoccupando non poco i commercianti soprattutto, ma anche chi in questa galleria ci passa, anche perché qui sopra in questo edificio che vedete c'è la sede della Fondazione Morello, che ogni giorno accoglie tanti bambini che vengono a studiare qui, per cui la preoccupazione anche dei genitori è notevole. Qui con me c'è Mirko Casteller, presidente della Fondazione. Da tempo voi chiedete una riqualificazione di quest'area. Sì, oggi in duplice veste come psicologo, psicoterapeuta, nonché presidente della Fondazione Morello, lanciamo un ulteriore grido d'allarme di questo territorio che non sembra più la Castelfranco che conoscevamo da anni fa. Qui c'è un indice importante di aggressività e di malavita, una testimonianza molto chiara degli oggetti che troviamo poi costantemente in giro, e quindi facciamo un appello a questa amministrazione, al sindaco Marcon, al candidato consigliere Marcon: per cortesia andiamo ad approvare sta variante, sta riqualificazione di questo territorio, perché altrimenti qui c'è un rischio vita, qui non c'è un rischio incidenti stradali nella tangenziale, qui c'è un rischio vita di bambini, di minorenni, ma soprattutto delle famiglie che trascorrono il tempo nella formazione all'interno della nostra scuola, ed è veramente un peccato non qualificare quella che è zona strategica di Castelfranco. Siamo in centro, cioè lì si vede chiaramente, quella è la piazza Giorgione, cioè non può essere che in una piazza, una delle migliori della regione Veneto, noi abbiamo paura di vivere in questa piazza. Mi sembra una cosa quantomeno imbarazzante. Ecco, qui ci sono anche 2 commercianti che hanno la loro attività proprio all'inizio della galleria, un'oreficeria, quindi peraltro anche un'attività particolarmente a rischio, e il bar. Voi come state vivendo questa situazione? La viviamo abbastanza male, perché effettivamente qui, soprattutto la sera, non c'è controllo, l'assoluta libertà di fare qualsiasi cosa, c'è spaccio, c'è gente che bivacca sopra, e io francamente ho paura la sera ad uscire e passare, faccio il giro largo per evitare di entrare in galleria e trovarmi con qualche elemento che può farti qualcosa. Ecco, peraltro voi avete anche ventilato l'ipotesi di chiudere la galleria, di mettere una cancellata qui in maniera tale da impedirne l'accesso. Sì, perché un cancello per chiuderlo alla notte e aprirlo la mattina, poi si vedrà gli orari eccetera, per evitare che la gente poi di notte si fermi qui a spacciare, a drogarsi, a ubriacarsi. Non le dico quante bottiglie, lattine troviamo per terra la mattina. Guardi, una cosa proprio veramente che fa paura. Ecco, qui abbiamo anche il titolare del bar che si trova sempre all'ingresso della galleria. Voi sareste disponibili anche a metterci il lavoro per la cancellata? Sì, assolutamente, siamo disponibili a
chiudere il cancello la sera, ad aprirlo la mattina, essendo che abbiamo orari molto flessibili. Siamo ogni giorno in giunta, speriamo che il Comune accolga la nostra richiesta quanto prima possibile. Ecco, cosa le è capitato di vedere? Perché insomma ne avete viste diverse nell'ultimo periodo. Beh, allora, al di là della mannaia, che non è una cosa assolutamente decorosa e anche molto pericolosa, poi c'è questa scala dove molte volte un abusivo sale, l'abbiamo notato una mattina venire con il crack, poi sappiamo che spaccia, questo abusivo ogni tanto anche soggiorna qua sopra. E al di là dei furti poi abbiamo purtroppo anche il barbone, il noto Tura, che viene a fare i suoi bisogni. In fondo alla galleria c'è un parcheggio dove noi parcheggiamo le macchine, è capitato che le troviamo sfregiate, graffiate, hanno rotto più di qualche volta la catena e vogliamo sottolineare che le forze dell'ordine sono a conoscenza di quanto sta accadendo e anche il Comune di Castelfranco Veneto, perché siamo ogni settimana a fare segnalazioni. Ecco dunque, direttore, da Castelfranco la situazione al momento è questa. Restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie a Marta Marangon e al nostro operatore. Chi era l'operatore? Regia, Michele Zanette da Castelfranco. E adesso torniamo ai furti che fanno parte ovviamente di questa situazione di generale degrado e di mancanza di controllo adeguato del territorio, perché poi le forze dell'ordine fanno quello che possono. C'è stata a Brendola una scia anche qui di furti nelle abitazioni, persone che partecipano al controllo di vicinato e si organizzano in passeggiate notturne. Ce ne parlano Luisa Bertini e con il nostro tecnico Simone Squarcina e il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame. A te, Luisa. Continua l'ondata di furti in abitazione che colpisce un po' tutti i territori del Vicentino. Ovviamente Brendola non è esente, però grazie al controllo di vicinato diciamo meno rispetto al passato. Sono in compagnia con il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame. Qual è la situazione ad oggi? Come siete messi con i furti in abitazione? Allora, la situazione ad oggi è, diciamo che è nella media degli ultimi periodi. Negli ultimi 2 mesi abbiamo subito 5 furti e un tentato furto, e rispetto a 2 o 3 anni fa, prima appunto dell'avvento del controllo di vicinato, ne avevamo quasi il doppio. Adesso abbiamo fatto nell'ultimo mese un incontro con i coordinatori del controllo di vicinato e partiremo a breve in collaborazione con le forze dell'ordine, quindi quando le forze dell'ordine saranno informate, daranno l'ok per tutta questa cosa qua, daremo un giubbino, carta di frangente con scritto controllo di vicinato Comune di Brendola, e nelle sere questi cittadini potranno fare una passeggiata serale in cui terranno sotto controllo nel miglior modo le loro vie dove c'è il controllo di vicinato. Quindi magari portando a passeggio il cane o facendo una passeggiata, chiacchierando, si muoveranno nel territorio e così faranno da ulteriore deterrente a questi malavitosi, insomma, che tentano continuamente di fare furti. E purtroppo i ladri esistono da sempre e purtroppo esistono anche qui. Tra l'altro controllo di vicinato che grazie appunto a questo tam tam è molto attivo qui a Brendola. Sono 130 le famiglie, parliamo un po' dei numeri. Allora, i numeri sono importanti anche perché sono partiti dalla base, quindi da alcune vie, e abbiamo 130 famiglie, 20 vie e 6 gruppi di controllo di vicinato, e da quello che ho capito nei prossimi mesi ci saranno anche ulteriori vie, insomma, che si metteranno in movimento. Quindi l'obiettivo nostro è quello di arrivare fra qualche mese a 150 famiglie, vuol dire 150 famiglie, teniamo conto che siano quasi 300, quasi 400 persone, insomma, che tengono controllo le 2 principali zone, che sono il centro di Vo di Brendola e il centro di Brendola, quindi il centro e la frazione più grande. Poi vediamo se riusciamo a farle partire anche in altre zone più disperse, però insomma la questione è un po' più complessa. Però insomma abbiamo visto che partendo dalla base i risultati ci sono, è da 2 anni ormai che c'è questo controllo di vicinato, e posso dire che la collaborazione tra forze dell'ordine, amministrazione e cittadini qui a Brendola sta funzionando.
Ecco, quindi l'avete sentito, questo tam-tam tra cittadini ha fatto sì anche che alcune potenziali truffe fossero sventate. Da adesso partiranno a breve le passeggiate notturne. Io ringrazio il sindaco Beltrame per essere stato con noi. Grazie a Luisa Bertini e a Simone Squarcina per la parte tecnica. Prima di collegarci con Trieste, vediamo la prima pagina di nuovo del Piccolo, il piccolo quotidiano dei triestini, la tragedia del bambino ucciso dalla mamma, colpito più volte con un coltello da cucina, un bambino di 9 anni che purtroppo aveva vissuto questo difficile rapporto tra i genitori che sono separati da tempo. Il particolare sconvolgente, 8 anni di battaglie legali tra i genitori. Non lasciate mio figlio, è pericolosa. Nel giugno del 2023 il bambino aveva raccontato di essere stretto al collo dalla madre e il padre chiedeva la presenza di un educatore, e quindi si tratta di una tragedia annunciata. Vediamo sempre attraverso il Piccolo, di vedere l'intervista. Abbiamo l'avvocato in diretta. Abbiamo l'avvocato della madre in un servizio della nostra redazione di Trieste. Sentiamo cosa ha detto. Sì, sicuramente ho parlato con l'assistita su questo, al momento mantengo le informazioni riservate. Grazie, è sicuramente evidentemente provata e in uno stato comunque psichico che richiede degli accertamenti e delle cure. Così l'avvocato Chiara Valente, legale difensore di Olena Stasiuk, 55enne di origine ucraina, accusata di aver ucciso il figlio di 9 anni Giovanni tagliandogli la gola nel suo appartamento di Piazza Marconi a Muggia. Oggi l'udienza di convalida dell'arresto non è stata possibile per legittimo impedimento. La donna è infatti ricoverata dal momento del fermo nel reparto di diagnosi e cura dell'ospedale maggiore di Trieste. Ci dovranno essere degli accertamenti clinici sul suo stato di salute e quindi confermo che non ha potuto partecipare all'udienza. Già chiara la linea difensiva, verrà richiesta una perizia psichiatrica sulla donna per capire se sarà in grado o meno di assistere al processo. L'interrogatorio di garanzia è ovviamente rinviato a un momento in cui ci auguriamo potrà partecipare attivamente al procedimento e sicuramente sarà opportuno avere una valutazione clinica psichiatrica e una perizia psichiatrica sulla sua capacità di partecipare al procedimento. Questa era solo l'udienza di convalida. Il servizio di Marco Stabile, caporedattore della nostra redazione di Trieste. Vediamo ancora dal Piccolo, omicidio di Muggia. Paolo Crepè, lo psichiatra, dice: non esistono spiegazioni facili per gesti così estremi, una illusione pensare che ci siano sintomi premonitori, eppure le donne uccidono, spesso c'è un pregiudizio positivo verso un sesso. Parole del notissimo psichiatra Paolo Crepè. Ieri siamo andati ovviamente sul posto, siamo tornati anche oggi. Ieri abbiamo parlato con il parroco di Muggia che conosceva questo bambino di 9 anni, sapeva quali difficoltà stava vivendo tra questi due genitori che continuavano a litigare da 8 anni e oggi in chiesa tra l'altro si è commosso, purtroppo non ha saputo resistere all'emozione, ha pianto, ma sentiamo cosa ha detto ieri a Bernardo Gulotta. Io lo vedevo sempre con il papà, appunto non più tardi di sabato sera, e ieri sera venendo in Duomo, perché sono venuto alle 9:30 ieri sera a portare una cosa, l'ho incontrato proprio in via Dante che parlava però a quel punto ancora tranquillamente al telefono. Poi ho capito che stava cercando di mettersi in contatto con la mamma e col bambino e senza riuscirci, perché chiaramente era già successo quello che ora sappiamo tutti, insomma, no? Beh, chiamare la famiglia è un po' azzardato, ecco, no? Cioè, sicuramente dei legami, però da tanto tempo deteriorati e segnati da una profonda fragilità, ecco, sicuramente un po' da tutte le parti.
La mamma sicuramente l'ho conosciuta, l'ho vista tante volte, veniva da me in ufficio tante volte a chiedermi un aiuto per il lavoro, per l'abitazione, rendendosi benissimo conto che non era quello il problema, ecco, no? C'era bisogno di un aiuto dal punto di vista di accompagnamento più che psicologico, ecco, di una grande fragilità interiore e mentale. Il papà anche lo conosco chiaramente, un grande affetto verso il bambino chiaramente. Non più tardi di sabato sera era una messa al santuario di Muggiavecchia, li ho visti perché il bambino frequentava il catechismo nella scuola slovena dove andava anche a scuola, si preparava quindi alla prima comunione. Un bambino dolcissimo, sereno, anche direi forse forgiato dalla sofferenza di questa situazione familiare così difficile e sicuramente sovrastimata per le sue capacità di bambino di viverle, ecco, no? Per cui che riposi in pace questo bimbo, questo angelo. Noi risponderemo come comunità cristiana con una veglia di preghiera, adesso sarà un po' da capire quando e come. Sicuramente una situazione attenzionata, ecco, no? Che ora colpisce al cuore la nostra comunità, sia perché riguarda un bambino ucciso dalla mamma, che è una cosa che non esiste. Ci sono due vite dietro questo, c'è la vita di questo bambino che ora se la vede il volto di Dio, ecco, no? Quindi se ne occupa il Signore ed è nelle mani più opportune. C'è la vita di questo papà che è completamente frantumata, distrutta, alla quale bisognerà provvedere, e c'è la vita di questa donna anche, che al di là di tutte le questioni giudiziarie che ci sono è una persona e va curata. È una vera e propria emergenza salute mentale, ne abbiamo parlato ieri sera a Focus. Sentiamo cosa ha detto il presidente della provincia di Treviso, di Vicenza, Andrea Nardin. Davvero, io non entro nella situazione specifica che secondo me è veramente un dramma di una immensità tale, quindi non entro su questo e veramente il pensiero al papà, bambino, accantoniamo questo e invece vorrei fare da questo prendere spunto per fare un altro ragionamento sempre da sindaco, da un amministratore che vive queste situazioni. Quanti casi abbiamo? Io sono sindaco di un piccolo comune, però già nel mio piccolo ho ripetuti casi di persone che oggettivamente manifestano delle instabilità, tanto da essere periodicamente sottoposti a trattamenti obbligatori e ci vengono reinseriti nella comunità senza nessun tipo di accompagnamento a questo reinserimento o senza forse anche il riconoscimento che non è neanche opportuno reinserirli in un contesto normale, mettendo poi a rischio agenti di polizia, amministratori, medici che di volta in volta devono ricondurli in trattamenti obbligatori. Ricollegandomi a quello che ha detto l'esponente del PD, sicuramente è necessario nell'impianto generale prevedere un potenziamento del servizio di sanità mentale e anche e soprattutto di tutela delle persone che seguono le dipendenze. Ma altrettanto è vero che secondo me va ripensato anche il modello, un modello che a volte tutela troppo la libertà dell'individuo, quindi l'individuo, piuttosto che la sicurezza della collettività. Ho in mente, per esempio, alcuni recenti casi in cui queste persone erano già state sottoposte a dei trattamenti o a dei percorsi di trattamento e sono stati reinseriti, hanno quello dell'accoltellamento per esempio a Bassano mi sembra fosse già sottoposto, o altri che comunque avevano già avuto questo percorso. Quindi sicuramente un potenziamento dell'assistenza, dei servizi sociali, ma soprattutto anche dei servizi specializzati è quantomeno necessario e io sono molto pratico, nel senso che vedo i problemi che quotidianamente i cittadini e gli amministratori locali vivono e si cercano delle soluzioni. Cercano delle soluzioni, così il sindaco di Montegalda e presidente della provincia di Vicenza ieri sera a Focus
Andrea Nardin. Vediamo, sempre per restare sul tema delle tragedie familiari, un 66enne che è stato accoltellato dal figlio in casa a Conegliano, l'interrogatorio di garanzia per il 19enne che ha risposto alle domande del magistrato. È pentito il 19enne che nella notte tra lunedì e martedì ha colpito con 2 fendenti al torace il padre. Lo ha detto più volte al magistrato durante l'interrogatorio di garanzia. Il giovane si trova nel carcere di Santabona con l'accusa di tentato omicidio. Ha risposto alle domande del GIP Piera De Stefani ed ha spiegato cosa avrebbe fatto scattare la furia che lo ha portato ad accoltellare il papà 66enne mentre stava dormendo nella sua villetta di Conegliano. Il giovane, che soffre di disturbi mentali, rimane in carcere perché non sarebbero state trovate delle alternative abitative che non siano la casa familiare. Il legale che lo assiste, l'avvocato Rosa Parenti, non esclude la possibilità di chiedere una perizia psichiatrica per valutare la sua capacità di intendere e volere al momento del fatto e anche la sua capacità di affrontare un eventuale processo. Non solo, ma si sta operando per trovare una comunità dove poter trasferire il giovane. Ma per ora il 19enne rimane a Santabona. È molto provato e sconvolto, ha spiegato il difensore. Si è sentito sollevato quando ha saputo che il padre stava meglio. Il giovane quella notte, dopo aver colpito con un coltello da cucina l'uomo, si è allontanato da casa. A fermarlo i carabinieri, che lo hanno intercettato in stato di shock in una via del centro di Conegliano. Secondo quanto ricostruito, il giovane aveva sempre rifiutato di farsi aiutare, affetto da scatti di rabbia e problemi psichici. Nonostante la famiglia tentasse di trovare una soluzione con personale specializzato, lui non aveva mai voluto saperne, fino alla notte della follia, quando si è armato ed ha colpito il padre inerme. Servizio di Daniela Sizzia, attenzione perché il 112, il 113 e il 115 non sono disponibili in tutta la provincia di Treviso per un guasto tecnico alle infrastrutture dell'operatore nazionale telefonia, quindi si tratta dei numeri di carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Per le urgenze bisogna chiamare il 331 69 08 287, ripeto 331 69 08 287, risponde la sala operativa di Treviso. 13 novembre 2015, 10 anni fa, la strage al Bataclan di Parigi e la morte di Valeria Solesin, una tragedia che scosse tutta Italia. Domani la commemorazione ufficiale sul ponte che a Venezia porta il suo nome. Se l'inferno ha un suono, è quello del Kalashnikov. Lo dissero, ancora tremando, con negli occhi le immagini dell'incubo, alcuni dei sopravvissuti. La morte in 8 minuti, dalle 21:40 alle 21:48 del 13 novembre 2015. I colpi spezzano le note del gruppo rock Eagles of Death Metal al Bataclan, al culmine degli attacchi simultanei che fanno sprofondare Parigi nell'orrore del terrorismo islamico. Si conteranno in tutto 130 morti e 413 feriti. Lei, Valeria Solesin, non potrà raccontare quella paura. Muore lì, a 28 anni, nel luogo dove la festa diventa strage, in appena 8 minuti, vicino al fidanzato Andrea. Quale dovrebbe essere la nostra risposta al terrorismo? Non dobbiamo cedere alla paura e all'odio. Dobbiamo resistere e difendere con ancora maggior forza i nostri principi e i nostri ideali. Nel corso del tempo le parole di mamma Luciana, del papà Alberto, del fratello Dario hanno scandito 10 anni di dolore, 10 anni di memoria, 10 anni di omaggi per la ricercatrice universitaria alla quale sono stati intitolati premi, riconoscimenti e il ponte che a Venezia porta il suo nome. Era riuscita a conquistarsi una vita molto normale, molto felice, pur portando avanti un impegno di lavoro e di ricerca molto importante. Il lavoro, lo studio, l'amore, il volontariato, il sociale. Valeria era tutto questo, uno sguardo verso l'armonia e la pace tra i popoli, che a tutti sembrò concreta in piazza San Marco nel giorno dei funerali. Cristianesimo, Islam, ebraismo, 3 religioni unite in una cerimonia da brividi.
i tuoi assassini criminali, anti-Islam, anti ogni religione, anti-umanità, hanno fallito. Il terrorismo fatto nel nome dell'Islam è un crimine contro la Ummah dell'Islam e contro l'umanità intera e va sconfitto, e gli stessi musulmani lo devono fare in quanto sono per prima a subire la sua devastazione. Questi terroristi si adoperano per eliminare le persone diverse da loro, ma non prevarranno se troveranno a contrastarli persone come te che non si lasceranno intimorire. Consentitemi una parola doverosa agli uomini e alle donne del terrore. Perché, come avete potuto, la vostra cultura ci fa inorridire, ma non ci intimidisce. Mai e poi mai divideremo con voi ciò che tragicamente vi appartiene, l'odio. Un odio che resta, 10 anni dopo, nel mondo ancora in fiamme. Una lezione che non è stata ancora imparata. La lezione di Valeria. Un pensiero per lei, per Valeria. È dedicato a tutte le Valerie e Andrea che lavorano, studiano, soffrono e non si arrendono. Servizio del nostro caporedattore centrale Nicola Zanetti, e non domani come ho detto prima ma oggi c'è stata la commemorazione ufficiale sul ponte che porta il nome di Valeria Solesin. L'hanno seguita i nostri Lorenzo Maier e Sandro Ponchio. Venezia ha ricordato questa mattina Valeria Solesin a 10 anni dall'attentato del Bataclan in cui la giovane studentessa veneziana perse la vita. L'ha ricordata, ma in realtà nella memoria, nei cuori, nei pensieri dei presenti di tutta la città. Valeria non se n'è mai andata, come vediamo anche da questo ponte che porta il suo nome, dallo striscione che da ieri campeggia su questo ponte che collega la stazione ferroviaria, quindi un luogo di movimento un luogo accademico come l'università, il polo universitario di San Giobbe. Tanta gente, il fratello di Valeria, Dario Solesin, intervenuto anche in rappresentanza dei genitori che sono impegnati in Francia in altre commemorazioni, il sindaco Luigi Brugnaro, la console di Francia, il prorettore universitario, tutti interventi carichi di significato che sono corsi indietro nel tempo con la memoria a 10 anni fa, ma che soprattutto hanno lanciato da Venezia, e grazie a Valeria Solesin, un forte segnale di speranza, un monito, un esempio da tracciare, da perseguire, cioè quello che Venezia ancora oggi ripudia, e la famiglia Solesin lo ha detto chiaramente, pur essendo stata provata da una perdita così grande, ripudia l'odio e ripudia la guerra e guarda al futuro con speranza, nel dialogo e nella pace. Sono stati 10 anni pieni di emozioni contrastanti, si è avuto il tempo finalmente di riflettere su quello che è successo. Oggi ci troviamo qui, tutta la città, tutte le istituzioni, la famiglia, per commemorare quel ricordo, per ricordare quegli avvenimenti di 10 anni fa. È importantissimo portarne avanti la memoria. Ci troviamo qui davanti a un luogo simbolo che rappresenta un po' il ricordo di mia sorella, e un ponte che unisce, che è simbolo di unione tra due cose. Io personalmente mi sono sempre tenuto, il ricordo di mia sorella. Ero stato a Parigi giusto una settimana prima degli avvenimenti, e anche successivamente ai fatti non sono più tornato a Parigi, perché volevo tenermi vivo il ricordo di mia sorella per quello che era, con quel sorriso contagioso che aveva. E ha partecipato al processo mia mamma in rappresentanza di tutta la famiglia, e ha partecipato all'intero processo in prima persona, quindi ha seguito un po' tutto il filo processuale. Purtroppo stiamo attraversando un periodo storico molto difficile, molto complicato, che sembra che quanto accaduto 10 anni fa al Bataclan, a Parigi, e poi non dimentichiamo Bruxelles, Berlino, tutti i fatti che si sono susseguiti tra di loro, non abbiano insegnato niente. Continuiamo anche 10 anni dopo a
ad avere conflitti tra i popoli, e l'odio è un sentimento ancora molto presente nel mondo purtroppo, e a pensarci 10 anni fa non ci avrei mai creduto, pensavo che potessimo fare dei seri passi in avanti, ma purtroppo questo non è accaduto, anzi forse abbiamo fatto 2 passi indietro. Fratello di Valeria Solesina al microfono di Lorenzo Maier. Oggi giornata nazionale, mobilitazione studentesca, e anche gli universitari padovani sono scesi in piazza per chiedere più fondi nell'istruzione e meno alla difesa, agli armamenti. Marta Zatta. Oggi giornata di sciopero anche a Padova, ma in realtà in tutto il Veneto. Il corteo, partito dal piazzale della stazione, si sta ora dirigendo verso il portello. Qui con me Marco Nimis, che è il coordinatore dell'UDU. Marco, il vostro impegno oggi è tutto indirizzato verso gli investimenti che sta facendo il governo Meloni. Sì, e non solo, gli investimenti sia del nostro paese sia dell'Unione Europea. In tutta Italia in questo momento stanno venendo fatte piazze dagli studenti delle scuole superiori e dagli studenti delle università, perché sappiamo cosa significa essere studenti in questo paese, sappiamo cosa significa vivere in un sistema scolastico e universitario sottofinanziato da decenni, e sappiamo soprattutto che nel momento in cui i dati di collettiva parlano circa di una spesa di 930 se non più miliardi in 10 anni in armamenti, quando la percentuale di PIL che viene data all'istruzione e all'università continua ad essere la stessa o ad abbassarsi o comunque a non rispondere alle esigenze di studenti universitari e delle superiori, sappiamo che questo è sbagliato, che spetta alla nostra generazione e non solo provare a far luce su tutto questo. Abbiamo studenti che non sanno come permettersi i libri di scuola, abbiamo studenti che non sanno come permettersi i trasporti, abbiamo studenti universitari che non trovano una casa da anni perché gli affitti sono alle stelle e la residenzialità pubblica non ha risposto in tempo a questo tipo di esigenze. Davanti a questo sappiamo che il concetto di base è che il diritto allo studio non viene garantito, e se il diritto allo studio non viene garantito in uno Stato che da Costituzione dovrebbe garantirlo, allora spetta alla cittadinanza e agli studenti mettersi in gioco, scendere in piazza e fare luce anche sugli investimenti che il governo fa e sulla prossima legge di bilancio. Sono circa 150 gli studenti alle mie spalle riuniti in corteo, al centro anche le richieste che farete al nuovo presidente della Regione Veneto. Assolutamente sì, si sta parlando in queste settimane tantissimo di biglietto unico, ne sta parlando anche il candidato della Lega Stefani, quando noi sappiamo che sono circa 7-8 anni che chiediamo a quella stessa rappresentanza in Consiglio regionale che ha avuto la presidenza tramite Luca Zaia di investire ad esempio in biglietto unico e trasporti agevolati per gli studenti. Per cui ecco, quella è una delle richieste principali, la residenzialità gestita dall'ESU, quindi investire anche da quel punto di vista in residenze pubbliche accessibili per studenti e studentesse, il fatto di riuscire a garantire alle famiglie di vivere il percorso universitario e scolastico non come qualcosa da potersi permettere, ma come qualcosa di garantito dallo Stato, dal Paese, dalla Regione. Parliamo anche di economia oggi e della ceramica Dolomite di Borgo Valbelluna, è in corso una fase di ristrutturazione. Andiamo in diretta da Tiziana Bolognani con il nostro operatore Stefano Bozzi. A te Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. Una fase di riorganizzazione e rilancio, così viene definita, per significare però che a meno di 3 anni, anzi 3 anni e forse qualche mese dalla rinascita del marchio e dell'azienda Ceramica Dolomite dalle ceneri della Ideal Standard, insomma il mare comincia ad essere un po' agitato, un po' in tempesta, soprattutto per i lavoratori, che sono 330. Ieri c'è stato un incontro al Mimit, un tavolo ministeriale a cui hanno partecipato l'azienda, naturalmente le organizzazioni sindacali, la Regione del Veneto e anche i consulenti, e tra i consulenti e gli enti locali, tra i consulenti il consulente incaricato, anzi il super consulente incaricato di approcciarsi alla riorganizzazione di Ceramica Dolomite è niente po' di meno che Maurizio Castro, che noi tutti conosciamo non solo per le sue capacità e la sua esperienza proprio nella materia, e che abbiamo visto all'opera anche in provincia di Belluno ripetutamente, l'ultima in ordine di tempo, lo ricordate, l'ex ACC
Situazione che poi si è risolta con le cessioni dei rami d'azienda della società, anche se molti lavoratori purtroppo hanno perso il loro posto. Che cosa è stato deciso? È stato deciso innanzitutto di partire immediatamente con la trattativa, e quindi il primo appuntamento è già fissato per la prossima settimana, il 18, quando in sede aziendale si preannuncia una riunione fiume tra le organizzazioni sindacali e l'azienda e lo stesso consulente Maurizio Castro. Il giorno successivo l'appuntamento invece per le organizzazioni sindacali sarà quello con le assemblee e con i lavoratori. Ieri si sono diffuse indiscrezioni circa il piano industriale che deve essere ancora approvato dal Consiglio di amministrazione di Ceramica Dolomite, e che secondo fonti aziendali presenterebbe esuberi per 80 persone su 330 dipendenti, però anche un piano di investimenti che si dovrebbe aggirare attorno ai 30 milioni di euro. Numeri, cifre che non solo commentate, ma che attualmente vengono smentite dalle organizzazioni sindacali, che dicono: noi ancora quel piano industriale non l'abbiamo visto. Ceramica Dolomite è l'azienda che è stata di fatto di Borgo Valbelluna, che è stata salvata dalla cordata di imprenditori veneti, marchi da una parte con la sua finanziaria, e Leonardo Del Vecchio con la Delfin, oltre ad altri due soci di peso. Naturalmente noi ci ricordiamo che non solo le organizzazioni sindacali, RSU, i rappresentanti di fabbrica di Ceramica Dolomite, alla notizia che Del Vecchio si era speso per salvare la fabbrica, avevano espresso il desiderio di poterlo incontrare, e invece di lì a poco, un mese poco più dopo, Leonardo Del Vecchio morì. Vediamo come andrà a finire questa vicenda, che è particolarmente delicata e che si ripropone pesantissima ancora in tutta la Valbelluna e di riflesso in provincia. Direttore. Grazie Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. Vediamo una notizia arrivata poco fa: Filippo Turetta condannato all'ergastolo, sentenza definitiva dopo la rinuncia ai ricorsi, una situazione singolare, l'avvocato movente di genere. Andiamo in pubblicità e poi parliamo di montagna, di comunità montane e di altri problemi con il sindaco di Vigo di Cadore, Silvia Calligaro. State con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, saluto e ringrazio molto Silvia Calligaro, che è il sindaco di Vigo di Cadore. Sindaco. Buongiorno a tutti. È un piacere averla qui, è un'occasione per parlare di montagna, di comunità montane, perché prima per esempio Tiziana Bolognani ci ha raccontato il tentativo di rilancio delle ceramiche Dolomite, insomma, quindi ci sono imprese nel bellunese che va molto bene, ci sono imprese in difficoltà, e poi c'è comunque una popolazione che forse avrebbe bisogno di maggiori sostegni, no? Sotto molti punti di vista, le infrastrutture, il sociale, cosa ne pensi? Allora, diciamo che la grande differenza è il fatto che noi siamo una terra interamente montana, quindi è evidente che abbiamo degli aspetti che sono completamente diversi rispetto alla pianura. Ricordo sempre, quasi come un mantra, me lo ricordo a me stessa, che la provincia di Belluno è interamente montana e ha questa specificità, e questo deve guidare ogni agire amministrativo, ogni agire legislativo, perché è evidente che dei territori montani soffrono delle difficoltà o hanno anche dei vantaggi da un certo punto di vista, e che quindi quando si mettono sul piatto delle regole, queste regole non possono e non devono valere appunto per i territori montani. Abbiamo bisogno di infrastrutture che appunto devono essere cucite come un abito sartoriale
reale su quelle che sono le esigenze della montagna. Faccio un esempio che c'era sui giornali qualche tempo fa, qualche giorno fa, anche per quanto riguarda l'ambito viario, la viabilità, lo sgombero neve piuttosto che la prevenzione ghiaccio. Sono delle tematiche che probabilmente dove c'è un'altitudine diversa non è compresa. Quindi è chiaro che dobbiamo avere un'attenzione per il territorio e le esigenze dei cittadini che sono completamente diverse rispetto ad altri ambiti. Ecco, infrastrutture che slancio può dare, diciamo, a tutto il bellunese, compreso Vigo di Cadore, quello che sta avvenendo a Tai, insomma le gallerie, ovviamente tutto quello che riguarda in questo caso la viabilità in vista delle Olimpiadi del 2026. Allora, noi dobbiamo accorciare le distanze da un punto di vista fisico, quindi avendo una viabilità che effettivamente funzioni. Adesso abbiamo tantissimi cantieri, quindi è ovvio che è rallentato, però dobbiamo avere uno sguardo verso il futuro e quando effettivamente tutte queste opere verranno messe in funzione, e dobbiamo avvicinarci e quindi ridurre le distanze anche rispetto a quello che è il gap tecnologico, ad esempio la banda larga, tutto avere una velocità anche per quanto riguarda la possibilità di lavorare, perché abbiamo una qualità della vita molto alta e dobbiamo dare la possibilità magari anche a famiglie nuove di trasferirsi in montagna, dove appunto ci sono dei servizi e ripeto, la qualità della vita che fa la differenza anche per quanto riguarda i ragazzi e i bambini, però dare la possibilità ovviamente di avere degli strumenti per poter essere ai passi con i tempi e quindi riuscire ad avere un lavoro che anche come connessione sia degna magari di territori un po' più facili. Certo, senta, un problema insomma, che riguarda un po' tutto il paese, ma anche il Veneto, è quello della sanità. Voi a Vigo a che strutture fate riferimento? Noi facciamo riferimento ovviamente all'ospedale di Pieve, che ovviamente è un ospedale periferico rispetto all'hub che è Belluno. Abbiamo la grandissima necessità come territori montani di avere un reparto di pronto soccorso, di emergenza effettivo, efficace, e poi secondo me dobbiamo avere la possibilità appunto di avere dei sistemi salvavita, avere l'elicottero con il volo notturno che quindi ci dia la possibilità di raggiungere in un tempo molto breve, se non brevissimo, degli ospedali magari più forniti e anche specializzati in determinate patologie, e poi però pensare a quella che può essere la riabilitazione vicino a casa, quindi vicino ai familiari o anche ad esempio a determinate strutture come quella, penso al centro di salute mentale, quindi tutte quelle cose dove la vicinanza rispetto alla comunità può fare la differenza. Dobbiamo cercare di dare però un senso di sicurezza un po' ai cittadini. È vero, tra l'altro oggi abbiamo parlato ancora una volta di quanto è accaduto a Muggia, la mamma che ha ucciso il bambino di 9 anni dopo 8 anni di battaglie legali con il marito, la separazione, questo povero bambino ci ha rimesso la vita. Quindi la salute mentale è veramente diventato un grosso problema. E servono investimenti, servono reti protettive in qualche modo. Servono sicuramente investimenti perché sia in ambito sanitario che in ambito sociale devono esserci degli operatori sempre disponibili, sempre sul territorio, in grado di poter dare effettivamente un aiuto concreto a tutte le persone che sono in difficoltà. Posso dire che amministrando un comune piccolo dove c'è un rapporto a uno, tante volte questi disagi si riescono a percepire e si riescono a percepire magari in un momento antecedente rispetto a delle città dove effettivamente il numero è più importante, anche la conoscenza reciproca è molto anacquata, però è fondamentale, lo dicevo appunto prima, il fatto di avere dei servizi di prossimità che però riescano a reintegrare anche chi può avere dei disagi rispetto al paese, rispetto alla comunità, può fare assolutamente la differenza. Come amministratori e come politici dobbiamo pensare di avere un orizzonte temporale un po' più ampio e avere una visione di insieme per quanto riguarda i problemi sociali.
sociali. Senta, lei è candidata al Consiglio regionale con Fratelli d'Italia, tra l'altro lei è vice segretario. Io sono sono la presidente provinciale di Fratelli d'Italia, adesso ovviamente commissariata perché appunto c'è questo conflitto di interessi, non sarebbe corretto avere ancora la presidenza del partito in questo momento elettorale. Ecco, comunque qual è il valore aggiunto che può dare un sindaco a un consiglio regionale? In base all'esperienza molto spesso si dice che chi fa politica dovrebbe appunto partire dal basso, fare tutta la scalata, perché serve anche un'esperienza amministrativa locale, no? Allora, l'esperienza amministrativa secondo me è fondamentale. Allora, io sono partita 14 anni fa, quindi la mia esperienza amministrativa l'ho fatta sul campo, ho fatto tutta la gavetta, ma è importantissimo perché ti dà la possibilità di avere un contatto con il territorio, che magari più ti allontani da quello che è il tuo territorio di appartenenza e più ti distanzi un po' dai cittadini, ma soprattutto devi imparare a governare quelli che sono i processi amministrativi, altrimenti c'è il paradosso che il processo amministrativo governa un po' l'agire del politico, invece se li conosci riesci a capire anche fino a dove puoi spingerti e dove puoi effettivamente fare la differenza. Senta, dovesse entrare in Consiglio regionale, su che cosa vorrebbe impegnarsi in particolare? Allora, l'ho detto anche prima, anche il mio slogan elettorale, che fa un po' sorridere, dice: se sei montanaro vota Calligaro, vede proprio la montagna al centro. Bello, lo si ricorda facilmente. E proprio perché per me la montagna è fondamentale, non è semplicemente una caratteristica del territorio, però ha proprio un senso di appartenenza e riuscire ad avere uno sguardo concreto rispetto a tutti i problemi, sapendo da quello che vogliamo, e lo dico sempre ai miei cittadini: non siamo territori di serie B. La provincia di Belluno secondo me ha delle peculiarità molto importanti, ha un tessuto produttivo veramente ricco. Dobbiamo però crederci noi stessi e essere fieri di quello che rappresentiamo. Anche lo slogan è un po' lo strizzare l'occhio rispetto a un preconcetto che c'è rispetto ai montanari, no? Di solito ci vedono un po' come le persone retrograde, chiuse, eccetera. E invece dobbiamo anche un po' sdoganare e essere orgogliosi di quello che rappresentiamo. Siamo persone effettivamente magari che hanno delle difficoltà in più, oggettive, per motivi semplicemente orografici o di latitudine e altitudine, però non siamo veramente da meno, quindi dobbiamo essere orgogliosi e portare avanti il nostro essere montanari. Sindaco, come andrà, che previsioni fa per la stagione invernale? Perché anche per Vigo il turismo è un cardine dell'economia, no? Allora, io spero che faccia tanta neve, perché proprio da montanara ad hoc non vedo l'ora sinceramente di sfoderare gli sci e quindi poter andare a divertirmi sulla neve. Quindi il mio auspicio è questo. Da sindaco dico che effettivamente la neve è un po' fastidiosa, perché ovviamente devi pensare allo sgombero neve e cade equamente in tutto il territorio comunale, quindi ovviamente è un problema anche per quanto riguarda la gestione logistica dei mezzi, però fa quell'atmosfera che in montagna ci vuole. Sindaco, grazie molto per essere stati con noi a Focus TG, buon lavoro, e poi ovviamente vedremo come saranno andate le elezioni. Il 23 e 24 novembre si vota. Grazie Sindaco. Grazie mille dell'invito. Grazie a lei, e adesso andiamo con i nostri registi in pubblicità, torniamo subito. Di nuovo in diretta con Focus TG, parliamo anche di musica oggi, siamo in compagnia, saluto e ringrazio il re dei sassofonisti, Flavio Sax Bordin. Buongiorno Bordin. Buongiorno a lei Luigi e buongiorno a tutti i telespettatori.
Grazie molte per essere con noi. Flavio Bordin ha una lunga carriera alle spalle, ha suonato con dei grandi come Michael Bolton per citarne uno, Mario Biondi, Noah, insomma tanti grandi artisti, e si è esibito su tanti palchi internazionali. È davvero un orgoglio per la cultura e la musica del Veneto. Come sta andando dal punto di vista della musica qui in Veneto, Bordin? Ecco, che lei dà un grande contributo. Io cerco di darlo, ovviamente. Purtroppo il Veneto è sempre stata una delle regioni meno considerata per gli artisti, nonostante ci siano tanti artisti molto molto bravi. Altre regioni vengono più messi in risalto, gli artisti come la Campania, il Lazio e soprattutto la Lombardia. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio, vogliamo portare la nostra musica in giro per il mondo. In questo momento appunto io ho appena rilasciato un brano nuovo, appena composto sulla base di una poesia di Gianluca Versace, che la poesia si intitola Per sempre, che verrà pubblicata fra qualche settimana, e l'ho trasformata in una canzone cantata in spagnolo, perché avevo desiderio di poter fare un brano con questa lingua, che secondo me è affascinante assolutamente, e oltretutto è una lingua che, come sappiamo bene, si avvicina anche al Veneto. Non c'è dubbio. Tra l'altro, appunto, adesso lo ascoltiamo, un inno pop romantico, tratto, le parole sono di Gianluca Versace, come diceva, che sarà inserita questa poesia nella terza raccolta Allettre, che uscirà a dicembre per i tipi della Publimedia. Ascoltiamo questo brano, sentiamo. Grazie. Por el atardecer que se nos parece. Me preguntaste a dónde iremos ahora. Te respondí entre las nubes más hermosas para siempre, porque ni siquiera pude soportar el amor de perderte antes de hacerte feliz. Para siempre, donde ya no tendré miedo de nosotros, para escuchar la verdadera canción del viento. Para siempre. Sin más pensamientos tristes en mis ojos. En otro día dedicado a tu espera, sabiendo que piensas en mí, que estoy en todos tus sueños para siempre, porque ni siquiera pude soportar el amor de perderte antes de hacerte feliz.
Complimenti davvero a Flavio Bordin, la cantante è davvero una voce splendida. La cantante ha una voce strepitosa, la cantante si chiama Elisa Paladin, ma c'è stata la collaborazione poi di Davide Oro, di Filippo Casarin, la coproduzione anche di Maria Grazia Schivardi, Gianluca Versace ovviamente che ha messo il testo, quindi uno staff di grandi artisti, tutti quanti molto molto capaci, assolutamente. E poi i video e i montaggi di Battaglione, che è un grande videomaker. Senta Bordin, prossimi appuntamenti per chi ama il sassofono, vuole ascoltare la sua musica? Allora, stiamo definendo le date di dicembre, una delle date sicure è al Geox il 13 dicembre, dove suonerò insieme con il Summertime Choir, il gruppo gospel più importante che abbiamo in Italia. Il 13 dicembre quindi al Geox di Padova, Pala Geox. Grazie Bordin, grazie, buon lavoro, a presto, complimenti ancora, arrivederci. Grazie a lei. Arrivederci, grazie. Allora chiudiamo con un servizio su un regalo di Natale sospeso, viene da una storia che viene da Schio, sentiamo. C'era una volta il caffè sospeso, che nella tradizione napoletana rappresenta non solo un caffè pagato, ma un simbolo filantrofico e di legame tra persone sconosciute. Schio rivisita questa tradizione solidale vestendola di spirito natalizio e attenzione al prossimo, avviando il progetto Regalo di Natale sospeso. Si tratta di un'iniziativa che il Comune mette in campo con Avis Schio Alto Vicentino, pensata per regalare un sorriso e un piccolo conforto alle famiglie che vivono situazioni di fragilità economica o sociale. Ma ecco come funziona. Chi lo desidera può donare entro il 17 dicembre un gioco, un libro o un piccolo dono nuovo, già incartato e accompagnato da un biglietto che ne indichi il contenuto. Fino al 17 dicembre chiunque può donare un gioco, un libro o un piccolo regalo nuovo. I punti di raccolta sono le sedi Avis, il Qui Cittadino e la portineria del municipio. I doni verranno poi distribuiti dai servizi sociali e dalla rete solidale del territorio. Un gesto che mira a trasmettere tutto il calore delle festività e a far vivere magari un Natale più sereno anche a chi è in difficoltà. Servizio di Luisa Bertini, intanto infuria la campagna elettorale, ovviamente tutte le sere abbiamo candidati politici a focus, stasera Fabiano Barbisan, Paolo Bonafè, Pierangelo Del Zotto, Matteo Pressi, Paola Roma, Andrea Saronco e Antonella Tocchetto. È tutto per oggi, grazie per averci seguiti fino a qui, grazie ai nostri registi Tony Esposito e Tony Paul e buona giornata.